La nostra scelta è quella di ascoltare, naturalmente ascoltare per poi avere la capacità di cambiare. Questo è anche il senso di una lettera che ho mandato ai cittadini, spiegando le ragioni della candidatura e perché in questo momento a Venezia, a Mestre e in tutta la terraferma, in tutte le realtà, è possibile cambiare pagina. Una lettera aperta del candidato sindaco Andrea Martella sta raggiungendo in questi giorni tutti i residenti del comune di Venezia. Si spiegano i motivi della candidatura e soprattutto i punti del programma su cui si basa. Dal diritto alla casa al potenziamento dei servizi sociosanitari, dalla sicurezza al lavoro, dalla gestione del turismo all'efficienza dei servizi pubblici. La lettera si conclude con degli indirizzi mail, Facebook, Instagram e WhatsApp per promuovere un dialogo diretto. Dico parliamoci e mi rivolgo ai quartieri, alle municipalità e stiamo costruendo, in parte l'abbiamo già fatto, dei momenti di confronto in cui i cittadini spiegano i loro problemi, chiedono risposte rispetto a quanto non è stato fatto nel corso di questi anni e cerchiamo di condividere proposte per il futuro. In questi primi giorni di diffusione della lettera sono arrivati già qualche centinaio di messaggi, dice Martella, segno che è quello dell'ascolto e della partecipazione dei cittadini all'amministrazione della propria città, segnalandone i problemi e magari proponendone le possibili soluzioni e tra le tematiche più sentite. Io sento come critica principale il fatto che nel corso di questi anni l'amministrazione comunale non ha ascoltato, non si è confrontata, ha preso le decisioni senza trasparenza e questo non funziona bene perché delle scelte importanti per la città sono scelte che vengono condivise. Il nostro metodo e il nostro stile è proprio quello dell'ascolto e della condivisione.